Benvenuti amici di Mattoscacco in questa nuova puntata della serie Non migliori perché andrò ad esaminare alcuni account di persone che mi seguono sul sito chess.com, che ovviamente hanno un elo più basso del mio, e cercherò di dare la mia personale visione del perché non riescono a salire di punteggio, magari c'è qualcosa che non va nel loro stile di gioco, eccetera. Quindi andrò a prendere alcune partite. Oggi siamo qui sull'account di Sam Santa 99 e andremo a vedere queste partite che lui gioca a 10 minuti e mi piace, nel senso che sono partite che un minimo sono ragionate, quindi mi piace e le andremo a commentare. Prima di cominciare però ti ricordo che se vuoi migliorare veramente a scacchi di entrare nella nostra accademia dove abbiamo una infinità di lezioni registrate in ordine progressivo, degli incontri settimanali, il campione italiano under 20 che ti commenta le tue partite e tanta altra cosa, e solo per chi segue il nostro canale YouTube c'è uno sconto del 50%. Trovi qui sotto il coupon sconto per accedere col 50% il primo mese nell'accademia, così entri dentro, ti fai un'idea un attimino per capire se la cosa ti piace o non ti piace, fa per te o non fa per te, con rischio praticamente zero. Ma adesso si parte. Allora, apriamo un po' di partite, sia quelle vinte che quelle perse. Allora, che cosa vedo da qui? Quello che io vedo è che il nostro amico non fa mai delle revisioni, cioè gioca le partite ma non fa mai le revisioni. Ora è vero che se non hai l'account premium hai una revisione al giorno, ma per esempio qui siamo il 4 di giugno, ossia giocate oggi, queste sono state giocate oggi, e il nostro amico non ha mai fatto la revisione. È vero che se vinci magari voglia tanta di fare la revisione non ne hai più quando perdi, ma comunque le revisioni vanno sempre fatte, bisogna sempre capire e cercare di capire perché una partita si è persa, si è vinta. Quindi sto aprendo tutte queste partite vinte e perse perché sicuramente anche in quelle vinte ci sarà qualcosa da imparare. Andiamo. Allora, in questa partita ok, non volevo l'analisi a tutti i costi. Ma cosa succede se qui? Ok, perfetto. Ci siamo. Allora, il nostro amico qui col bianco apre con E4, gli arriva una D5, difesa scandinava, una difesa che esiste contro E4. Questa sicuramente è la risposta migliore. E qui cavallo F3, in genere si gioca subito cavallo C3 per sviluppare un pezzo e si dice prendere, guadagnare un tempo sulla donna, che il nostro avversario deve spostare la donna, ma credo che sbagliata non è, è arrivata. Qui ci sono varie ritirate, donna 5 anche si usa tantissimo, donna di 8, forse esiste anche donna di 6, non vorrei dire una cavolata. Alfiere B5 ci sta, così il bianco è pronto ad arroccare. Tira fuori l'altro cavallo, pedone di 4. Secondo me il bianco sta giocando molto bene. Qui sai che forse gliel'avrei dato. Forse qui gliel'avrei dato perché non mi dispiace questa bruttissima struttura pedonale del nero, con due pedoni doppiati, pedone qui isolato. Non mi dispiaceva affatto rovinargli così tanto la struttura. Però sono scelte di gioco, eh. Alfiere in A4. Pedone in B5, alfiere che adesso si è posizionato su una bella diagonale dove ovviamente può esserci anche questo giochino che si può fare. Ok, inchiodatura su questo cavallo. Adesso bisogna capire come se ne esce da sta inchiodatura. Forse donna di 3 te ne esci dall'inchiodatura. Spinta del pedone in D5. Il cavallo se ne deve andare. Allora, queste spinte così avanzate mi fanno paura perché nel momento in cui con un pezzo vai a superare la tua metacampo e quindi invadi la metacampo avversaria con un pedone, se è da solo c'è veramente fortemente il rischio di perderlo. Qui, aspetta, qui c'è stato un sacrificio che non ho ben capito. Sacrificio di cavallo in B5 con l'idea di attaccare qui. Però credo sia un'idea abbastanza stramba. Qui il nero gioca ancora in modo più strambo perché permette questa con inchiodatura bella, quindi qui praticamente si è ripreso il materiale, il bianco. Tira fuori l'alfiere, il re ancora al centro, siamo a mossa 15. Qui ovviamente non si poteva catturare col pedone A perché si perdeva la torre, però credo che si poteva catturare tranquillamente con il pedone C. Invece il bianco crea una mossa intermedia, però in realtà si perde questo. Ok. Arrocco, questo cavallo rimane in vita ancora.
Ok, andiamo a vedere velocemente cosa è successo. Qui arriva questa torre che si mette a raggi X, ma c'è ovviamente scacco e qui si perde la torre. Oddio, davvero, cioè io credevo che quando aveva fatto scacco il nero aveva assolutamente l'intenzione di mangiare la torre, invece mangia il pedone. Ma che cosa sta succedendo in questa partita? Ragazzi, che cosa sta succedendo in questa partita? Ok, in teoria la partita è vinta per il nero perché ha le due torri che già solo di per loro sono più forti della donna, ma anche l'alfiere. Ma a questi livelli, e mi metto anch'io dentro, che sul mio account principale ho 2000 punti su chess.com, mi metto dentro a questi livelli può vincere tranquillamente anche il bianco con la donna. Vediamo se è vero, vediamo cosa accade, vado molto velocemente, vediamo se arriva qualche doppio. Ok, sì, qui ha vinto il bianco perché a un certo punto aveva sotto miliardi di pezzi. Ok, allora che cosa intuiamo da questa partita? Allora, secondo me si è giocato molto bene l'apertura, questa apertura l'ha giocata bene. A un certo punto, ecco, questo è tipico. Allora, innanzitutto siamo a mossa 10. Io dico sempre, ragazzi, partite di scacchi possono durare mediamente 40 mosse. Quindi tu mettiti sempre il limite delle 40 mosse. Se a mossa 10 vuol dire che sei a un quarto potenziale della partita. Ma ti sembra possibile che a un quarto della partita tu devi già giocarti il tutto per tutto e sacrificando un pezzo per un pedone? Cioè, secondo me questa cosa qui non è, non è concepibile. Non è concepibile. Anzi, che cosa dice? Cosa dicono i principi d'apertura? Ora, lo so che sono sempre le stesse cose, lo so che un giocatore da 1000 punti queste cose le sa, ma se in realtà non ha ancora arroccato, siamo a mossa 10, non ha ancora sviluppato questo pezzo, non ha ancora messo in comunicazione le torri, vuol dire che forse questi principi non li sa bene, cioè li sa ma non li ha interiorizzati. Un conto è saperlo, ah sì, dicono tutte le stesse cose, però non le fai nelle tue partite, quindi bisogna arroccare ragazzi. Superata mossa 10 è già tardi per arroccare. Prima cosa, mettere al sicuro re, sicurezza del re. Il gioco degli scacchi è cattura il re avversario, quindi mi sembra giusto che una delle prime cose che tu devi fare è mettere al sicuro il tuo re, facendo l'arrocco, che in inglese si dice castling, castello, quindi mettere il re al sicuro nel suo castello. Prima cosa. Qui il bianco ha sfasato, cosa tipica che vedo di giocatori di fascia 800.000 punti è che sfasano, a un certo punto non so più cosa fare, sfaso. Ma lascia sfasare il tuo avversario, vedi quante partite vinci. Non fare nulla, cioè tu semplicemente non fare nulla. A 1000 punti, per arrivare a 1000 punti tu vinci sugli errori della. Aspetta gli errori che te li fa il tuo avversario. Qui purtroppo si regala un pezzo. E qui, anche qui, è stato un errore secondo me non vedere che questo cavallo si poteva catturare anche con il pedone C. Finalmente arriva l'arrocco e qui diciamo la partita è diciamo già persa qui per il bianco, se non fosse che ovviamente poi ci sono un sacco di colpi di scena e ora non mi interessa quello che è accaduto da qui in poi, però due cose che direi da questa partita è il suggerimento che direi al bianco è non sfasare mai e arrocca prima. Vediamo un'altra partita del nostro amico, vediamo se questo problema di ritardare l'arrocco e di sfasare è una cosa che c'è dentro. Ognuno di noi ha i propri difetti scacchistici, no? Personali e scacchistici. Ok, bene. Ok. Bisogna ovviamente sempre controllare che il nostro avversario non possa fare questa avanzata. Ecco, tipo, ok, adesso la può fare, ma abbiamo come inchiodatura a torre 8 perché lui non è ancora inchiodato. Altrimenti bisogna giocare di 6, Quindi attenzione quando non abbiamo pedoni sul centro che lui non possa prendere ulteriore spazio. Ok, H6. Torre è arrivata. Ok, qui secondo me il nero sta giocando bene, anche il bianco hanno un gioco abbastanza simile. Qui errore del nero che ha aperto due diagonali all'alfiere, se un alfiere ha già una diagonale andrà sviluppato su quella diagonale. Spinta del pedone, e però forse può arrivare questa, è da calcolare. Arriva la cattura di donna. Ora questa diagonale è molto carina. E qui sbaglio
sbaglio degli attaccanti. 2 attaccanti sulla casella di 4. Ok, qui si perde la donna, ragazzi. Si perde la donna perché sono 2 attaccanti. Io ho 2 difensori, ma dopo cavallo, ragionate insieme a me, cavallo per alfiere. Cavallo, alfiere, donna. Lui ha alfiere H7 scacco e perdo la donna, grazie alla scoperta. Vediamo se la partita è andata così. Cambio, 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 cambio. Vediamo se arriva alfiere H7 scacco, si perde la donna. Non è arrivata per fortuna. Alfiere F5. Ok, ora è il nero che sta giocando sull'inchiodatura. Guardate cosa significa avere i pezzi sospesi. La donna qui è un pezzo sospeso. Se aveva dietro una torre non ci poteva essere nessun giochino. E guardate come adesso è il nero, è il bianco, scusami, ad avere il pezzo sospeso, e quindi è il nero che può giocare su questa inchiodatura. Quindi avere i pezzi sospesi ti porta sempre a soffrire di inchiodature, di tattichine, cose brutte. Cercate di non avere mai pezzi sospesi, ossia pezzi che sono lì nel nulla, difesi da nessuno. Questo è sospeso, questo è sospeso. Cattura, arriva il cambio totale. Ok, questa non mi è piaciuta. Allora, siamo in un finale. Spesso i giocatori da 1000 punti hanno molta fatica nel finale, ma la prima regola che devi sapere è non lasciare mai il controllo di una colonna al tuo avversario. Mai. Mai e poi mai. Quindi qui urgeva assolutamente torre A di 8. Urgeva. Attiviamo il motore, vediamo se mi dà ragione. Torre A di 8, prima mossa del motore, mi dà ragione. Perché? Anche perché questo ti può arrivare in settima traversa, la famosa torre in settima traversa, e ti mangia tutti i pedoni lateralmente. I pedoni fanno molta fatica a difendersi lateralmente. Quindi urgeva questa. Ragazzi, non lasciate mai il controllo della colonna, anche perché se tu gli lasci il controllo della colonna, lui può raddoppiare le torri e a quel punto, bye bye, non puoi mai più fare torre di 8. Non lasciate mai il controllo della colonna al tuo avversario per troppo tempo. Regola, scrivitela da qualche parte. Ok, qui si sale di pedoni e ovviamente qui si sta andando incontro a tanti principi. Quindi il principio di non lasciare la colonna per troppo tempo al tuo avversario, ma anche il principio che nel finale, e qui siamo in un finale partita, il re deve essere portato abbastanza in gioco. È vero che adesso ci sono le torri ed è pericoloso, ma come minimo mi aspetto magari un re che vada almeno in G7, no? Che si inizia a portare pian pianino verso il centro. Idem anche del bianco, mi aspetterei un re che inizia a centralizzarsi, anche perché nel finale partita il re vale 4 punti, quindi più di un alfiere e più di un cavallo. E qui purtroppo iniziano ad arrivare gli attacchi. Tra l'altro questa torre poteva arrivare in settima, non è mai arrivata. Perché la torre in settima è così forte? Perché nel momento in cui una torre arriva qui e attacca i pedoni lateralmente, l'unico modo è che se io spingo questo mi cade questo. Qui l'unico modo è metterci dietro una torre, e questa è una torre, si chiama attiva perché si può muovere e fare danni, mentre la mia è una torre passiva con l'unico scopo di difendere il pedone davanti a lei. Quindi avere una torre attiva sicuramente vale più di 5 punti, diciamo anche 6 o 6 punti e mezzo. Avere una torre passiva possiamo dire che vale 2 punti questa torre, quindi capisci che il valore dei pezzi è veramente relativo, Ma vediamo com'è andata veramente la partita. Arriva una torre qui. Qui purtroppo è caduto il pedone. Credo che cadrà adesso tutto con queste 2 torri molto forti. Vediamo com'è andata velocemente a finire la partita. Il bianco sembra che abbia... no, dimmi che si prende il matto. Il bianco tifò per lui. Ok, qui sta cadendo qualche pedone. Forse fanno patta. Durata un sacco di mosse, E qui semplicemente il bianco si poteva parare mettendo la torre davanti. Non so perché il bianco non si para con la torre davanti e poi va a promozione col pedone. Ok, qui il nero ha sacrificato la torre e adesso quei 2 pedoni scappano. Troppo forti, troppo forti. Va bene, vittoria del nero. Quindi, ricapitolando questa partita, allora, l'apertura mi è piaciuta tantissimo, giocata bene da entrambi i giocatori, che hanno arroccato. A mossa 8 tutte e 2 hanno già arroccato. Quindi nulla da dire sull'apertura, qui piccola imprecisione del bianco, ma lato nero, secondo me,
ha giocato una bella partita. Qui, prima di... Ecco, siamo arrivati a questo punto, no? Dove a un certo punto non so più che cosa fare, perché questo mi sembra posizionato bene, questo mi sembra posizionato bene, questo... Ecco, prima di fare una roba del genere e proporre un po' di cambi, magari l'idea forse del nero era quello di tappare questo alfiere che era molto forte, perché non portare in gioco tutti i pezzi? Avere un pezzo qui, una torre qui che non fa nulla, e averla qui è tutt'altra cosa, sei d'accordo? Quindi, ancora una volta, prima di fare un qualsiasi tipo di attacco, un qualsiasi piano offensivo, portare in gioco tutti i pezzi. Questa era la mossa giusta, probabilmente. Vediamo cosa dice qui il motore di fare. Cavallo B4, che se vuoi sbarazzare di questo è, e seconda scelta, quindi meno 0,69 a meno 0,44 c'è torre A di 8. Quella una mossa secondo me più umana possibile, cioè quella di portare in gioco tutti i pezzi prima di attaccare. Invece il nero attacca prima di portare in gioco tutti i pezzi. Qui c'è un colpo tattico che per fortuna non è stato visto, e qui l'importanza della tattica, ragazzi, fate tanti problemi di tattica. E qui niente, poi si è andato in un finale, e nel finale mancava appunto la conoscenza del principio di non lasciare la colonna troppo tempo al tuo avversario, ma soprattutto di attivare il re. E altro principio nel finale fondamentale è: se nell'apertura tutti noi abbiamo fretta, tiriamo fuori i pezzi, sviluppiamo, arrocchiamo il prima possibile, nel finale invece c'è il principio contrario che dice non avere fretta. Quindi questa fretta di portare avanti di 2 questo pedone, guarda come scende la linea. Guarda che autogol che si fa il nero con questa fretta. Perché non va bene? Perché questo pedone lascia indifeso il pedone in H6. Ogni spinta di pedone indebolisce la posizione per sempre. Quindi perché crearsi da solo questo pedone debole? Ma soprattutto, perché non portare in gioco tutti i pezzi prima di lanciare i pedoni? Ok? Sempre quello il discorso. Tutti i pezzi devono giocare, tutti. Come se tu hai un esercito e alcuni condottieri valorosi li lasci lì mentre vedi gli altri che stanno lì a morire. No, devono andare tutti, no? Tutti ad aiutare. Vediamo un'altra partita. Un'altra partita giocata col bianco, E4, difesa moderna per il nero, una sorta di ovest indiana. Ah, qui cade il pedone. Ah, qui è cascato nel giochino. Allora, qui diciamo, probabilmente il bianco non conosceva questa sorpresina, dove ovviamente l'idea è elimino il difensore. Questo è un tema tattico, si chiama eliminazione del difensore, cioè il cavallo difende il pedone e questo è il tema tattico: elimino il difensore così cade il pedone. Infatti il bianco ha giocato molto veloce istintivamente e qui ha perso un pedone centrale, e questa è tosta perché ad alti livelli questa diventa quasi una situazione irrecuperabile. Ma vediamo come continua la partita. Ok, questo alfiere qui non mi sembra lo sviluppo migliore, anche perché chiude la colonna E, no? Secondo me stava molto meglio in F4 o addirittura in G5, Regina lì. Adesso questo chiama assolutamente. Ecco, questa non mi fa impazzire. Allora, qui c'è un discorso da fare sempre di strutture pedonali. Allora, i pedoni, ragazzi, sono la prima linea del nostro esercito, e va bene che sarà quella che probabilmente si sacrificherà però è fondamentale manovrare bene la propria struttura pedonale. Allora, capiamo la struttura pedonale. Il nero ha un'unica mega catena di pedoni che non ha debolezze. Noi abbiamo un pedone isolato in A2, un pedone doppiato. E che cosa dice il principio degli scacchi quando hai un pedone doppiato? Quando hai il pedone doppiato dovresti cercare di spingerlo. Perché? Faccio un esempio. Se il bianco riuscisse a... Faccio un esempio, questo alfiere qui è bruttissimo, ma l'idea è quello di riuscire ad avere questi pedoni in qualche modo in catena, cioè dove il pedone in C2 difende quello di 3 e quello di 3 difende quello C4. Così è una struttura bruttina, ma tutti si difendono a vicenda. Così invece il pedone C3 è alla merce di tutti perché non è difeso da nessuno. E se tu decidi di impostare la struttura pedonale in questo modo, così come è andata in partita, è vero che c'è il pedone forte su D4, ma è anche vero che C3 è sempre alla merce di tutti, non è difeso da nessuno. Quindi il modo corretto per giocare quando hai i pedoni doppiati è spingere il pedone doppiato, così sono tutti in catena, sono uno più forte dell'altro. Così
In genere è molto rischioso, anche perché la casa di fronte al pedone doppiato, che è la casa C4, è facilmente occupabile da pezzi avversari. Supponiamo che il nero riesca, sto facendo un po' di mosse a caso, è giusto per arrivare dove voglio arrivare, riesca a piazzarci qui un bellissimo cavallo, ti renderai conto che questo è veramente tanto fastidioso. Idem, se tu lo catturi e arriva un alfiere, questo è veramente immortale. Quindi attenzione a come si decide di muovere la propria struttura pedonale. Ma torniamo alla partita reale, quindi alfiere 3, secondo me è un po' passiva. Bisogna sempre chiedersi questo alfiere poi dove va ad attaccare. D4 errore, perché abbiamo detto che appunto la spinta corretta sarebbe stata la spinta in C4. E in più, tra l'altro, qui vedo che qui arriva una cattura su F3 e mi danneggio l'arrocco. Infatti il nero sa molto bene questa cosa qui, e qui c'è l'arrocco danneggiato. Scacco C3, C6, sviluppo di cavallo, ok, un po' di mosse di questo tipo. Va bene, io credo che il nero stia molto bene qui, è in vantaggio di 2 pedoni. Questo alfiere poverino è bloccato a vita, anzi probabilmente viene perso, perché se arriva a B5, alfiere in B3 a 4, l'alfiere è perso. Scacco, cambio di donne. Quando c'è sotto di materiale e il nero a +2, bisognerebbe cercare di evitare i cambi. Qui il bianco va volontariamente a cambiare le donne, che gli peggiora la situazione, e qui perde anche l'alfiere purtroppo. E la partita secondo me qui è finita, no? Vediamo un po' velocemente come va a finire. Ok, è finita. Il nero è stato molto bravo perché ha gestito bene l'apertura con questo, chiamiamolo, trucchettino, in tema tattico, appunto l'eliminazione del difensore. Poi il primo errore quindi è stato la svista di perdere questo pedone, ma può capitare, In precisione mettere questo alfiere su una diagonale secondo me che non è un granché, sarebbe stato meglio qui, forse meglio ancora qui. Soprattutto chiudi la colonna E anche, no? Qui occorreva poi spingere questo pedone. Tu dici, ma adesso c'è sotto questo pedone, ma forse allora donna di 2, però c'è sotto anche questo. Come ci si doveva fare qua? Come si doveva giocare qui? Forse così. Forse così? O forse bastava togliere il cavallo da qualche parte e magari si provava a minacciare in questo modo. Cosa dice qui il motore? Alfiere di 4, anche cavallo di 4 gli piace. Anche cavallo di 4 gli piace, sì. Cioè l'idea è che se permettiamo al nostro avversario di rovinarci la struttura pedonale in questo modo, quella dell'arrocco è un disastro. Cioè sarei più felice di perdere questo pedone doppiato che non rovinarmi la struttura pedonale dell'arrocco. Quindi qui diciamo c'è stato un altro errore dove il bianco ha tenuto più a salvare questo pedone mentre doveva dare più uno sguardo a quello che succedeva nel proprio arrocco. E già qui secondo me la situazione è abbastanza irrecuperabile, abbastanza difficile da giocare. Questo alfiere è andato purtroppo su una bruttissima diagonale e niente, qui poi la partita secondo me è già irrimediabile. Vediamo l'ultima magari partita che ha fatto il nostro amico, sempre col bianco. D4 questa volta, mi piace che è versatile. Pedone C3, cavallo C3, addio, questa cosa la dirò 40 miliardi di volte, ragazzi, perché non seguite Matto Scacco? Nelle partite di donna, ossia partite che partono con il pedone di 2 davanti alla regina, non si gioca mai cavallo C3 se prima non si gioca pedone C4. E tu mi dirai, ma ci sono aperture come il Jobava, London System, dove la seconda mossa si gioca a cavallo C3. Sì, ma noi non siamo dei grandi maestri, impariamo prima a giocare e cerchiamo di capire il perché non si gioca a cavallo C3. Perché è molto importante nelle partite di donna giocare anche tanto sull'ala di donna. Nelle partite di re si gioca tantissimo sull'ala di re, nelle partite di donna si gioca tanto nell'ala di donna e evidenziamo questa ala di donna qual è. E per giocare sull'ala di donna è necessario che la regina possa uscire lungo questa diagonale, e per uscire lungo questa diagonale vuol dire che devi spingere il pedone di 1 meglio di 2. Perché meglio di 2? Perché di 1 blocchi lo sviluppo naturale del pedone, di 2 e da qui nasce il famoso gambetto di donna. Questo è il gambetto di donna. La regina ha finalmente questa diagonale per svilupparsi e il cavallo ha la sua casa migliore per svilupparsi. Nel momento in cui giochi il cavallo C3, game over, cioè
la regina non uscirà mai più da qui e non avrai un fortissimo pedone semicentrale a dare una mano per la lotta sul centro. Quindi nelle partite di donna, ragazzi, non fatemi mai vedere cavallo C3 o cavallo C6 se prima non spingete di 2 il pedone C. Arriva alfiere F5, altri 2 cavalli, perché nelle partite di re muovere 2 cavalli è normalissimo, ma nelle partite di donna questa cosa non è normale. Ok, qui, ecco, qui si va subito all'attacco con un cavallo, perché si vede una bellissima casella, che non è un avamposto, ma si vede una bellissima casella, e quindi si va subito all'attacco. Ma ha senso andare all'attacco con un cavallo quando devo ancora completare lo sviluppo? Quindi, prima di andare alla carica, prima di impazzire, prima di fare cose, occorre arroccare, step numero 1, poi completare lo sviluppo, quindi tirare fuori questo alfiere, poi bisogna far comunicare le torri. Bene. Poi sparo, questa magari non è la mossa più bella del mondo adesso, però giusto per andare velocemente. E poi bisogna centralizzare le torri. Bene. E poi una volta che ho centralizzato le torri, finalmente inizio a giocare la mia partita di scacchi. Ma andare subito a questo punto della partita in attacco col cavallo non mi sembra la mossa migliore, anche perché credo che il cavalluccio doveva dare una mano a questo assalto all'arrocco che sta arrivando. Vediamo come continua la partita. Infatti arriva l'assalto. Ah! Questo è gravissimo. Questo è gravissimo. Questo è gravissimo. Allora, credo che il bianco non abbia ben compreso quanto sia importante avere una struttura pedonale sana. Questi sono sani perché non sono mai stati mossi. Questi sono sani perché non sono mai stati mossi. E questo è sano perché comunque è in catena, perché è difeso, no? Questa non è una struttura pedonale sana, perché qui manca il pedone G e quindi ti sei autoisolato il pedone H2. Questo è doppiato ma cade subito, non lo considero neanche. Questa è una mossa che da non fare. Anche se questo pedone era gratis, supponiamo che qui non c'era la torre e qui non c'era la regina, questo non l'avrei catturato gratis neanche sotto tortura, perché mi sarei andato a rovinare la struttura pedonale. Era molto meglio, non so, per esempio sparo, arroccare e dopo questa, e così ho comunque una struttura pedonale sana. Ok, mi manca il pedone su H, ma non ho buchi. Qui a un certo punto c'ho il buco sulla colonna G. Quindi questo è un grave errore, Guarda come scende la barra del bianco dopo questa. Ah, che dolore. Vediamo cosa succede. Donna, e adesso se arriva il rocco, arriva quasi matto. H3. A questo punto qui probabilmente mi sarei infischiato, perché chi me lo fa fare a me di arroccare corto? Io me ne vado a arroccare lungo in questa posizione, no? H3, in realtà H3 è da valutare se questa si può fare. E il nero non vuole rischiare. F3. Il pedone F non si muove quasi mai. Se lo vuoi muovere si muove di 2. Quando lo muovi di 1 quasi sempre è una cazzata. Questo è altro principio, non scritto in nessun libro di scacchi ma segnato. Il pedone F meglio non muoverlo mai. Se lo devi muovere lo muovi di 2. Quando lo muovi di 1 fai la cazzata. Tra l'altro ti chiudi anche l'alfiere. Scusate se posso sembrare magari un po' burbero in alcune cose. Sono errori sulla quale ci siamo passati tutti. Però queste cose le ho dette tante volte all'interno dei nostri video, dei nostri libri che trovate anche su Amazon. Se scrivete Matto Scacco su Amazon trovate i nostri materiali, i libri su come arrivare a 1000 punti, su come arrivare a 1500. Li abbiamo detti tante volte, per questo mi sembra strano che ancora oggi nel 2025 qualcuno faccia questi errori. Alfiere, adesso qui credo che arrivi praticamente il matto in 2, donna H5, vediamo un po'. Il nero sta ritardando questa, anzi adesso c'è anche il cambio delle donne. Donna H5 e qui è matto. Ok, la partita giostrata male dal bianco, perché? Quali sono stati gli errori? Non ha arroccato. Quindi, prima cosa, l'avevamo detto nella prima partita che avevamo analizzata, arrocca il prima possibile. Ma che questo cavallo sta bene qui, secondo me può fare qualcosa? Non me ne frega niente, arrocca il prima possibile. Ma ho visto che qui c'è un bel buco dove... Non mi interessa, arrocca il prima possibile. Tu prendi 10 partite di grandi maestri e guarda se entro mossa 8 non hanno già tutti arroccato.
Vai, tu guarda, scrivi, vai su Google, scrivi partite di Carlsen, che è uno dei più forti giocatori al mondo, partite di Kasparov di scacchi, te le guardi e dici, guarda, mossa 1, mossa 2, mossa 4 arroccato, poi guardi quell'altro, mossa 5 arroccato, guardi quell'altro, mossa 7 arroccato, e poi arrivi tu che arrocchi a mossa 15, a mossa 22, a mossa 25, cioè c'è un motivo, no? Quindi, prima cosa, arroccare. Quindi, prima imprecisione è stata andare all'attacco, invadere la metà campo avversaria, quando ancora non abbiamo messo il re al sicuro e non abbiamo portato tutti i nostri pezzi in gioco. Quindi, prima di invadere la metà campo, prima di andare in un'offensiva, si arrocca, si organizza l'esercito e poi si attacca. Qui l'esercito non è né al sicuro né organizzato, perché l'alfiere è a casa, la torre a casa, la torre a casa, il re non è al sicuro, la donna è a casa, capisci? Quindi prima imprecisione, ma non è questa che ti fa perdere la partita. Seconda grave imprecisione è rovinarsi la struttura pedonale. Dopo, se il bianco avesse giocato sparo, non lo so così, e arrivava a questa, qual era la cattura giusta? Col pedone F o col pedone H? Risposta, credo 99% col pedone H, perché in caso di cattura noi ricatturiamo senza gravi problemi. La cattura col pedone F è vero che crea un bello scudo, ma ha lasciato questi due pedoni isolati. Cioè l'importante è quello di creare meno isole di pedoni possibile. Questa è un'isola di pedoni. Queste sono due isole differenti di pedoni. Questa è un'altra isola ancora. Ok? Quindi cercare di dare continuità alla propria struttura pedonale. Così io non vedo grandi problemi di questa struttura pedonale. Quindi questo è stato un grande errore, accettare di rovinarsi la struttura pedonale lato del re, dove c'è probabilmente l'arrocco corto, l'arrocco fondamentale che dovremmo fare il prima possibile. Qui il bianco voleva probabilmente continuare ad arroccare, quindi gioca H3, ha continuato a fare mosse di pedoni anziché svilupparsi. Cosa dice l'apertura? Sviluppati, sviluppati, sviluppati. E cosa succede? Che poi succedono questi disastri. Ora, che cosa è successo secondo me nella testa del bianco? Che il bianco qui per la prima volta magari ha provato a giocare di 4 e ha visto che a mossa 13 si è beccato scaccomato. Ah, vaffanbagno, che schifo l'apertura di 4, l'apertura di donna, io giocherò sempre 4 la partita di re. E no, è che se violi i principi delle partite di donna, quindi di non mettere subito il cavallo C3 senza spingere C4, se violi i principi dell'apertura, cioè arrocca il prima possibile e poi fai le tue varie robe, tieni sana la tua struttura pedonale, se violi i principi, qualsiasi apertura sarebbe andata a finire uno scatafascio. Ok? E questo diciamo è la fine purtroppo che arriva. Diciamo che il nero è stato molto bravo a vedere tutti i problemi e approfittare anche delle debolezze del bianco. Ok? Ragazzi, io spero che vi sia piaciuta questa puntata. C'era tanto materiale e bene o male gli errori sono sempre comuni, no? Chi sta sui 1000 punti spesso arrocca troppo tardi. Arroccate il prima possibile, ragazzi, ne guadagnerete tanto, ma soprattutto non impazzite, non lanciate a un certo punto cavalli e alfieri a caso, ma giocate tranquilli, tosti. Il gioco degli scacchi è una maratona, non è un 100 metri, quindi vince chi ha la lucidità mentale più a lungo e vedrete che giocherete delle bellissime partite. Ci vediamo alla prossima. Ciao!